Al via la mobilità tra regioni e stop alla quarantena per chi arriva in Sicilia. Arriva la famosa app di tracciamento dei contatti che serve a contenere la diffusione del coronavirus. Oscurata la porta d'Europa di Lampedusa, imballata in segno di protesta contro il centro d'accoglienza. La società della squadra di basket apre le porte alle donazioni e guarda al futuro con l'associazione Agire Insieme. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, firma i provvedimenti che consentono la mobilità tra regioni e stop alla quarantena per chi arriva in Sicilia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Via libera da oggi alla mobilità tra regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia. Lo stabiliscono appena firmati un decreto ministeriale e un'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci. Il Ministro per le Infrastrutture, d'intesa con il Ministro per la Salute, ha provveduto così a regolamentare la mobilità su tutto il territorio nazionale e i controlli sanitari nei porti e negli aeroporti. Con la sua ordinanza Musumeci ha confermato l'apertura della stagione balneare a partire dal prossimo 6 giugno, ha dato disco verde a tutte le attività già autorizzate, ma soprattutto ha posto fine alla quarantena obbligatoria per quanti fanno rientro in Sicilia a partire da oggi, per i quali rimarrà la sorveglianza sanitaria, l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Sono alcune delle misure più importanti contenute nell'ordinanza del governatore della Sicilia, che di fatto allenta in maniera significativa le restrizioni prescritte per contenere il Covid-19, senza tralasciare l'importanza dei controlli e della registrazione sui portali dedicati per tutti coloro che fanno rientro nell'isola. Ci uniformiamo così alle direttive nazionali, ha detto il presidente Musumeci, non senza rivendicare la specificità di alcune misure regionali che sono importanti anzitutto per dare serenità a quanti arrivano nell'isola. Il sistema sanitario deve essere il motore della ripartenza, ma abbiamo il compito di infondere sicurezza e serenità ai cittadini senza dimenticare l'epidemia e provando a rimettere in moto le attività produttive e turistiche. In Sicilia quindi via libera agli spostamenti infra e interregionali. Si accompagna a precise regole che saranno contenute nel progetto Sicilia Sicura, che è stato presentato oggi al Palazzo d'Orleans dal presidente Musumeci con Guido Bertolaso e alla presenza degli assessori Messina, Razza e Turano. Poco prima il governatore ha incontrato nella sala Lessi le associazioni di categoria perché ha chiarito come la regione vuole essere un supporto concreto e non un limite. Vogliamo dare competitività al nostro sistema e sicurezza nei comportamenti collettivi e individuali. L'ordinanza pubblicata oggi inoltre contiene novità per chi lavora in Sicilia e deve muoversi sul territorio nazionale e viceversa. Anche se non è più obbligatoria la quarantena, restano alti i controlli da parte dei dipartimenti di prevenzione e delle ASP locali. Tra le novità anche il via libera per piscine e strutture termali che erogano servizi LEA, livelli essenziali di assistenza. Consentite pure le lezioni pratiche delle autoscuole per il conseguimento delle patenti nautiche. Confermato anche il riavvio delle attività di catering a partire dal prossimo 8 giugno. Ovviamente mancano gli obblighi di osservanza delle misure di contenimento del contagio, come ad esempio la disponibilità della mascherina che ogni cittadino dovrà tenere sempre con sé e usare quando viene meno il distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda i centri commerciali e i supermercati, l'apertura nei giorni festivi sarà regolamentata entro sabato 6 giugno, in base alle indicazioni che le organizzazioni datoriali e sindacali già attivate forniranno al Dipartimento regionale delle attività produttive. Noi riteniamo che il turista debba venire in Sicilia nella consapevolezza di essere accompagnato da un soggetto invisibile, assolutamente discreto in questa sua presenza nell'isola. Il turista deve essere libero di muoversi senza rendere conto a nessuno, ma in caso di necessità sa di trovare un sistema sanitario pronto a intervenire. Per questo abbiamo immaginato un'applicazione che i turisti possono scaricare,
Per questo abbiamo immaginato un potenziamento dei servizi di presidi sanitari, per questo abbiamo fissato per oggi pomeriggio un incontro con i sindaci delle isole minori per capire che cosa possiamo fare di più affinché anche in quelle isole la sanità possa essere, in questo caso per una popolazione che si raddoppia, in alcuni casi si triplica, possa essere efficiente. Ecco, io credo di avere introdotto il tema con un minimo di elementi. Col Governo nazionale c'è un rapporto improntato a reciproca collaborazione. Abbiamo chiesto al Ministro delle Infrastrutture di potenziare i collegamenti aerei ferroviari e nello Stretto di Messina. Per le isole minori oggi l'assessorato alle infrastrutture e ai trasporti proporrà una ordinanza che riporterà allo stato pre-Covid il numero delle corse, naturalmente con il distanziamento, con tutte le misure di sicurezza che continuano a restare vigenti. Il protocollo di lavoro sul quale ci siamo concentrati vedrà da giorno 5 di giugno operativo il sito internet siciliasicura.com, al quale è collegata una web app che sarà disponibile anche sugli store nei tempi di registrazione previsti dagli store e che essenzialmente consentirà ad ogni cittadino che raggiunge la Sicilia di registrare il modulo previsto dal protocollo di Sicilia Sicura, indicando anche nel modulo quando ritiene di dover raggiungere la nostra regione. Non appena arrivato in Sicilia, il giorno prima sul sistema che ha indicato, quindi o una mail o un SMS, automaticamente dal sito Sicilia Sicura sarà possibile mandare l'invito a collegarsi all'applicazione e quindi rendere informazioni sul proprio stato di salute, che saranno indispensabili per poter avere una sorta di pre-triage di tutti coloro che raggiungono la Sicilia. Durante la permanenza l'applicazione invia un messaggio giornaliero che consentirà di dare la possibilità a chi lo ritiene e a chi lo vorrà di dare informazioni sul proprio stato di salute o di segnalare il proprio stato di malessere. Tenevo solo a sottolineare e ringraziare innanzitutto il Presidente per l'ulteriore attenzione che dà al mondo del turismo, perché il settore che per primo ha pagato questa grande crisi che continua a pagarla e probabilmente sarà il settore che più in ritardo partirà. Allora l'intenzione che ha messo il Presidente in campo insieme all'assessore Razza, all'assessore Turano, sotto la regia di un grande professionista che ringrazio come Guido Bertolaso, è proprio questa, la direzione di dare supporto a un sistema turistico che oggi paga un prezzo troppo alto. Immaginare procedure sanitarie che davano ancora di più problemi al settore turismo era davvero impensabile. Invece siamo riusciti a immaginare un percorso virtuoso dove il turista verrà in Sicilia non solo perché si trova bene in Sicilia, perché la Sicilia è una terra meravigliosa, ma anche perché trova un sistema sanitario ad accoglierlo, quindi non a controllarlo, Presidente, ma ad accoglierlo. Credo che questo sia il segnale più importante, nessuna restrizione della libertà, ma semplicemente una collaborazione tra turista e Regione Siciliana, Dipartimento Turismo e Sanità, che ci consentiranno appunto di monitorare non solo chi verrà in Sicilia, ma di rispettare anche i nostri siciliani che in questi mesi hanno fatto grandi sacrifici. Quindi vedere il turista non come l'untore, ma come proficuo attore dell'economia siciliana, perché ricordiamo che il turismo in Sicilia rappresenta il 15% del PIL. Non sapevamo ancora se il 3 di giugno si sarebbe riaperto, come si sarebbe riaperto, secondo quali condizioni, perché si aspettavano ancora i dati finali dell'Istituto Superiore di Sanità che doveva valutare l'andamento appunto del mese di maggio su scala epidemiologica in tutto il nostro Paese.
Ma ciononostante abbiamo incominciato a lavorare e con soprattutto l'assessore Razza per quello che riguarda gli aspetti sanitari ho scoperto, perché l'ho scoperto venendo qui in Sicilia, che esisteva una app che era di fatto dedicata ai siciliani che volevano rientrare durante il periodo della grande emergenza. L'ho guardata, l'ho studiata, mi è sembrata estremamente interessante e ho pensato quindi insieme a loro che questo potesse essere un po' il punto di riferimento per un'attività di monitoraggio e di assistenza durante l'estate. Al di là appunto, come ha detto giustamente l'assessore Messina, da improbabili altre idee che avrebbero solo penalizzato e avrebbero di fatto allontanato possibili clienti turisti da questa terra, questo è un sistema molto leggero, molto semplice, molto facile. Se ho capito io come funziona questa app e sono pure riuscito a scaricarla, significa che è proprio un'app per assoluti neofiti e quindi ritengo che sarà di facile utilizzo per chiunque, anche persone di una certa età che vorranno decidere di venire a vivere la loro tranquilla vacanza in questa terra splendida, e penso che sarà un esercizio utile per tutto il Paese, non solo per questa regione, perché se è vero che appunto questa regione il 15% del PIL è turismo, mi pare che questo valga più o meno anche per tutta Italia. E quindi potrebbe essere anche una prova, un esperimento, un segnale, una collaborazione che anche le altre regioni potrebbero adottare, evitando quindi altre idee bizzarre che di fatto impedirebbero la visita in altre regioni ai turisti. Questa app è stata semplicemente modificata da 30.000 utenti che erano il 27 di maggio a quello che potranno essere i 3-4 milioni di utenti ai primi di luglio. Stanno modificando un impianto che era dedicato solo a poche persone, che invece sarà finalizzato a tutti coloro i quali vorranno venire a visitare la Sicilia. In più è stata creata questa rete di assistenza, di tutela, di protezione. Credo che siano stati assunti 80 medici in più oggi, dopodomani iniziano le attività di formazione anche per questi 80 medici che vengono distribuiti nelle zone a maggiore concentrazione turistica e che quindi anche loro osserveranno, assisteranno, aiuteranno a risolvere eventuali problemi. Possiamo già immaginare che i falsi negativi saranno molti di più rispetto a quelle che possono essere altre situazioni. Molta gente con 37,5 perché avrà avuto un accesso dentario o un'otite ricorrerà all'assistenza di queste squadre che vengono allestite per avere aiuto. Precedentemente i saldi sono sempre partiti il 1° di luglio, quest'anno tutte le regioni hanno chiesto di postergare la data al 1° di agosto, noi invece dopo esserci confrontati manteniamo la data del 1° di luglio. Davvero un'ultima cosa, Presidente, siccome si parla di turismo ovviamente in questo contesto, voi intravedete un problema sui collegamenti aerei? Quelli che sono stati programmati dalle compagnie sono voli numericamente inferiori e col problema che porteranno meno turisti a bordo? Lunedì sarò a Roma per andare al Ministero dei Trasporti e sollecitare peraltro una apertura che ci consenta di facilitare i collegamenti, visto che la domanda è maggiore dell'offerta, e soprattutto per evitare che certe speculazioni da parte di Alitalia possano continuare. Proprio per questo ho già previsto un incontro al Ministero dei Trasporti. Intanto abbiamo detto di voler potenziare tutte le corse possibili, c'è il problema della distanza interpersonale anche negli aerei, di questo dobbiamo tenere conto, ma teniamo conto anche della richiesta delle compagnie low cost, sulle quali peraltro si gioca buona parte del traffico turistico in Sicilia e non soltanto in Sicilia. Parliamo adesso dell'app Immuni, la famosa app di tracciamento dei contatti che deve servire a contenere la diffusione del coronavirus. Lello Casesa. 500.000 di cittadini hanno scaricato la app Immuni, la famosa app di tracciamento dei contatti che dovrà servire a contenere la diffusione del coronavirus.
Nessuna conferenza stampa è stata convocata dal governo, nessun comunicato che ha spiegato chiaramente gli obiettivi e la sicurezza, ma è già polemica tra la maggioranza e l'opposizione. L'app, sostiene la maggioranza, non viola la privacy di chi la usa, non raccoglie dati personali, non consente schedature di massa e tantomeno crea banche dati da passare di nascosto alla Cina. Queste affermazioni controimmuni sono infondate, eppure è di questo che si parla e si parla tanto. Ed anche sui social è in atto uno scontro fra maggioranza, che non ha trovato il tempo di comunicare come si deve utilizzare questo strumento, e l'opposizione, che usa argomenti privi di fondamento per mettere in difficoltà il governo. Migliaia di persone stanno scaricando la app, che sta diventando parte attiva di una rete di cittadini che intende proteggere se stessi e soprattutto proteggere gli altri. Una partita complicata, quella del digitale, i cui esiti non sono perfettamente chiari. L'Italia è il terzo paese europeo ad avere una app già pronta. Prima di noi sono arrivati la Lettonia e la Svizzera, mentre Germania e Francia devono ancora iniziare. Ma la app Immuni non batterà il virus, lo dicono anche gli ingegneri informatici. Servono tamponi tempestivi, la quarantena per i positivi e una diffusione ancora più ampia. La semplice notifica di un'esposizione rischia di mettere in quarantena interi esercizi commerciali come bar e ristoranti o palestre in caso che un cliente scopra di essere positivo. È un aspetto che va chiarito in fretta per il successo dell'intera operazione. La campagna di comunicazione sta per partire, ma intanto i primi dati sono incoraggianti. Oggi potremmo tagliare il traguardo del 1 milione di utenti, dicono il comitato scientifico. Un dato clamoroso per le ragioni che abbiamo visto, ma che non deve illudere nessuno. Occorre arrivare a 10 o addirittura 20 milioni per avere l'efficacia sperata. Bisogna convincere più gente possibile. In Sicilia 4 nuovi casi di coronavirus, aumenta però il numero delle persone guarite. Vediamo il report provinciale e regionale. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 153.417, più 2.231 rispetto a ieri su 130.886 persone. Di queste sono risultate positive 3.447, più 4, mentre attualmente sono ancora contagiate 962 persone, con 5 persone guarite, 2.210 in tutto sono guarite, più 8, 275 le persone decedute. Ieri c'è stato un altro morto per coronavirus. Degli attuali 962 positivi, 69 pazienti sono ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, mentre 893 sono in isolamento domiciliare. Questi casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'isola: Agrigento 32, Caltanissetta 18, Catania 436, Enna 18, Messina 134, Palermo 281, Ragusa 16, Siracusa 12, Trapani 15. Il prossimo aggiornamento avverrà stasera, comunica la Presidenza della Regione Siciliana, che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Stagionali del turismo pronti alla protesta ad oltranza. Vediamo. Il tempo delle parole e delle promesse è concluso. Adesso vogliamo fatti a sostegno dei lavoratori o avvieremo una stagione di protesta ad oltranza. La preoccupante situazione dei lavoratori stagionali del commercio, turismo e dei servizi preoccupa in tutta la provincia di Messina, da Taormina e l'Interland Ionico e dell'Alcantara, sino alla zona tirrenica e alle Isole Olie. La Fisascat CISL lancia un nuovo appello al governo Conte per i tanti addetti dell'industria dell'ospitalità che vedono sempre di più complicarsi la propria situazione. In molti casi non avranno modo di lavorare quest'estate, sostiene la Fisascat CISL Messina. In una nota a firma di Salvatore D'Agostino e Pancrazio Di Leo, non è possibile pensare, come fa il governo Conte, di risolvere la crisi del turismo e i problemi dei lavoratori stagionali con la ripartenza delle attività commerciali e degli alberghi. La Fisascat CISL evidenzia come in una provincia come quella di Messina, dove si contano circa 15.000 stagionali, la spaventosa emergenza prodotta dal coronavirus non si può misurare nell'opportunità che avranno pochi lavoratori di lavorare solo a luglio, agosto e settembre. Il ministro del lavoro e questo governo fanno finta di non sapere che il 70% degli stagionali rimarranno a casa quest'estate, che hanno finito di percepire la NASPI già a dicembre o gennaio e che non sanno come andare avanti.
La crisi del turismo non può svanire di colpo con la riapertura delle frontiere e questo modo di fare ci lascia senza parole, ci appare sconcertante ed inaccettabile. Ridistribuire la tassa di soggiorno incassata dagli albergatori per interventi di manutenzione e decoro nelle aree in cui insistono le strutture turistiche. E questa è la proposta lanciata con un apposito emendamento da parte della quinta commissione consiliare di Agrigento, che dovrà essere adesso discussa in Consiglio Comunale. Nel dettaglio la proposta è che si vada a modificare il regolamento di applicazione dell'imposta, prevedendo che il Comune dia una parte del gettito a tutte le strutture ricettive presenti sul territorio comunale, in proporzione all'incasso dell'imposta riscosso nell'anno precedente da ciascuna struttura. Entro il 31 luglio saranno invece le strutture che dovranno rendicontare le spese sostenute. Giornalismo in lutto, è morto Vittorio Alfieri. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantelli. Grave lutto nel mondo del giornalismo agrigentino, è venuto a mancare il collega Vittorio Alfieri, nato a Roma nel 1947, un collega ma anche un amico. Aveva iniziato la sua attività giornalistica alla fine degli anni 60 e inizi 70, occupandosi in particolare di cronaca nera e di sport, per interessarsi progressivamente anche del mondo della scuola. Vittorio era iscritto all'albo fin dall'aprile del 72, ha collaborato con diverse testate, tra cui il Giornale di Sicilia, La Sicilia, L'Amico del Popolo, Radio Concordia, e anche spesso con la nostra emittente, segnalandoci le urgenze e dandoci spunti interessanti per la creazione di servizi televisivi. Vittorio è anche dipendente dell'ente provincia, assunto presso l'ufficio stampa, fino al suo pensionamento avvenuto nel marzo del 2014. Nel corso del suo impegno alla provincia ha curato diversi aspetti della rivista Agrigento Nuova Ipotesi, edita dallo stesso ente. È stato iscritto per anni al sindacato dei giornalisti del GUS, gruppo uffici stampa, e lottò per la difesa del contratto giornalistico che gli è stato riconosciuto dalla Corte di Appello. Era amante dei viaggi, noto la sua passione per il camper e per lo scautismo. Lascia la moglie Maria e il figlio Riccardo, cui vanno le condoglianze della redazione di TVA. È stata trovata morta ieri sera da un collega nella sua abitazione Laura Siani, sostituto procuratore di 44 anni in servizio a Lecco. Aveva lavorato anche a Palermo. Vediamo. Rinvenuta cadavere nella sua abitazione di Lecco la 44enne sostituto procuratore della Repubblica Laura Siani. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti parrebbe trattarsi di un gesto volontario. Il magistrato Siani era approdata da febbraio scorso a Lecco ed aveva esordito come togato a Lodi, ma ha prestato servizio presso il Palazzo di Giustizia di Palermo. Nei suoi 3 anni palermitani aveva fatto parte del pool di PM che indagarono sui reati contro la pubblica amministrazione e sulla criminalità organizzata. Il rinvenimento, stando alle cronache lombarde, parrebbe essere avvenuto su segnalazione di un vicino di casa. Sarebbero intervenuti il procuratore capo Chiappani e i carabinieri del posto. Le indagini sarebbero tuttora in corso per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. Laura Siani era stata pubblico ministero nella vicenda delle cosiddette spese pazze all'Assemblea regionale siciliana, che ha visto coinvolti fra gli altri 6 ex deputati: Cataldo Fiorenza, la marsalese Giulia Adamo, Giambattista detto Titti Bufardeci, Rudy Maira, il trapanese Livio Marrocco e l'attuale primo cittadino di Catania Salvo Pogliese. Il collegio giudicante era presieduto da Fabrizio Lacascia. Il processo, una tranche dell'inchiesta che nel 2014 vide coinvolto un'ottantina tra deputati e impiegati di vari gruppi parlamentari sempre all'ARS, accusati di aver impiegato per fini personali i soldi assegnati per l'attività istituzionale dei gruppi. Laura Siani parrebbe vivesse attualmente da sola, anche se era stata sposata con l'ex procuratore della Repubblica di Sondrio ed ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Napoleone. Era figlia del pianista, compositore e direttore d'orchestra Dino Siani e sorella di Giorgio, ex primo cittadino di Mandello del Lario. È stata imballata con dei sacchi e ricoperta di nastro adesivo la Porta d'Europa a Lampedusa, simbolo dell'isola dedicato alla memoria dei migranti che hanno perso la vita in mare. Un messaggio che qualcuno ha voluto lanciare, che sembra non avere altre possibili interpretazioni: oscurare la porta per simboleggiare la chiusura verso i profughi. In queste ultime settimane tensioni si sono registrate tra i lampedusani che chiedono la chiusura dell'hotspot del centro d'accoglienza di Contrada Imbriacola e hanno avviato la raccolta firme per i governi nazionali
nazionale Conte e regionale Musumeci affinché le loro richieste vengano accolte. Correte, stanno scannando delle pecore. Questa grosso modo la segnalazione che ieri è stata raccolta dalla sala operativa della Polizia di Agrigento. Gli agenti della sezione volanti si sono precipitati in via Giardinello nel boschetto sotto la cattedrale di San Gerlando di Agrigento e hanno visto effettivamente all'opera due fratelli nigeriani di 36 e 25 anni con un regolare permesso di soggiorno che stavano macellando un montone. I due avevano comprato l'animale regolarmente e per dividerselo erano intenti all'interno dell'area boschiva a tagliarlo a pezzi, ma quella macellazione non è passata inosservata. I poliziotti delle volanti hanno fatto intervenire anche funzionari dell'ASP di Agrigento. I due fratellini nigeriani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica della Città dei Templi. L'ipotesi di reato è appunto macellazione abusiva. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. La Fortitudo Agrigento e la Fondazione Agire Insieme uniti per un grande progetto a supporto dei biancazzurri. Vediamo. Anche l'associazione Fortitudo Family, rappresentata dall'architetto Giuseppe Grimaldi, sostiene l'iniziativa della Fortitudo Agrigento e della Fondazione Agire Insieme uniti per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione della cultura sportiva. La Fondazione e la Società Fortitudo Agrigento annunciano così un'importante iniziativa a supporto dei progetti biancazzurri, cercare di creare un azionariato popolare per mantenere la squadra nella sede in cui si trova e continuare a realizzare gli obiettivi prefissati di promozione, supporto e incremento di ciò che proviene dalla comunità agrigentina. Ma come sanno tutti i tifosi appassionati della Fortitudo Moncada Agrigento, sono state settimane molto intense, dall'annuncio shock del presidente Salvatore Moncada alla volontà dei tifosi e del nuovo presidente Gabriele Moncada di mantenere la categoria. È stato deciso, abbiamo fatto diversi incontri con appunto la dirigenza, con il presidente, incontri pubblici aperti appunto a tutti i tifosi. È stato deciso di far partire questo azionariato popolare, seppur improprio, tenuto conto che non vi è ancora un soggetto giuridico costituito a tal fine, però stiamo utilizzando la piattaforma della Fondazione Agire Insieme, che ha i suoi scopi, appunto i scopi sociali, perché riteniamo che mantenere la categoria di Serie A per una città come Agrigento ha uno scopo sociale, sia per l'incentivo che diamo ai nostri ragazzi di poter aspirare a competere per i campionati importanti, sia per appunto dare un respiro alla nostra città, che è ultima in tutte le classifiche. Vogliamo dimostrare che la nostra non è una città da Serie B. Stiamo invitando tutti i nostri amici, tutti i tifosi e tutti gli amici dei tifosi a contribuire con una donazione appunto a favore di questo scopo sociale. L'IBAN, la causale sono state inserite già all'interno delle pagine Facebook della Fortitudo Agrigento e anche della nostra associazione Fortitudo Family. L'associazione, che devo dire che in primo piano si sta spendendo, anche questa intervista ne è una prova, perché siamo convinti che riusciremo a mettere su le forze migliori della nostra provincia e cercheremo di mantenere la categoria. Quali obiettivi economici e finanziari vi pensate di ottenere e quanto serve per raggiungere l'obiettivo di restare in A? Ma sui numeri si è molto parlato e ci sono dei dati anche ufficiali ormai. L'obiettivo di questo azionariato popolare è quello di raccogliere 150.000 euro durante l'arco della stagione. È un obiettivo davvero importante, considerando che si può contribuire sia con apporto di capitale appunto privato, ma i soci stessi possono far confluire all'interno di questo azionariato anche degli sponsor, seppur minori, che comunque diano respiro. Vorrei aggiungere che tutti i soci, tutti i tifosi che verseranno una quota di almeno 500 euro in donazione diventeranno soci sostenitori costituendo nuovo soggetto giuridico che appunto coordinerà anche la raccolta dell'azionariato popolare e la Fortitudo Family, la nostra associazione, regalerà a ciascun socio sostenitore 3
abbonamenti per la prossima stagione, fermo restando che ad oggi non sappiamo se e come possiamo vedere le partite, visto appunto il tema Covid-19 ancora in corso, però comunque questa è la volontà della nostra associazione. A Naro qualcuno avrebbe dato alle fiamme delle palme collocate in pieno centro cittadino. Le fiamme hanno anche lambito delle abitazioni e attività commerciali della zona. Per Naro è stata una notte da incubo. Ad intervenire il sindaco Maria Grazia Brandare, il primo cittadino, ha condannato il vile gesto. Si è consumato un atto di pura crudeltà, commenta, verso tutta la città, un gesto inqualificabile di una persona ignobile che invito pubblicamente a costituirsi. Un evento che poteva trasformarsi in una tragedia, essendoci a pochi metri una cabina Enel e un distributore di carburante. Si potrebbe insediare nel mese di settembre il nuovo presidente del consorzio universitario Empedocle, Nenè Mangiacavallo. L'ex parlamentare nazionale, originario di Ribera, è stato infatti designato presidente del consorzio dalla giunta della regione siciliana guidata dal governatore Nello Musumeci su indicazione dell'assessore all'istruzione Roberto Lagalla, al quale compete questa nomina. L'iter burocratico consiste in un passaggio che non è stato fatto nella commissione regionale apposita, dopodiché sarà convocata l'assemblea dei soci dell'Equa, l'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, che sono il Comune di Agrigento e la Camera di Commercio, e i soci provvederanno all'elezione del presidente. Da quel momento Mangiacavallo inizierà il suo percorso alla guida del polo universitario. Facendo qualche piccolo calcolo, e visto che c'è l'estate di mezzo, probabilmente l'investitura di Nenè Mangiacavallo avverrà alla fine di agosto, al massimo entro la prima decade di settembre. Una data in linea con quella che sarà la programmazione del polo, che ha ritrovato da poco tempo l'intesa con l'Università di Palermo per l'avviamento dei corsi universitari. La nuova offerta formativa del consorzio Empedocle infatti comprende il corso di laurea in architettura e ambiente costruito, coordinatore Francesco Maggio, che troverà spazio al Monastero di Santo Spirito, il corso in economia e amministrazione aziendale, coordinato da Gianmarco Ruisi, che potrebbe essere inserito nella sede di Villa Genuardi, e scienze dell'educazione per la prima infanzia, coordinato da Antonio Bellingreri, che probabilmente sarà collocato nella sede di via Quartararo. C'è anche il corso di laurea in servizio sociale, coordinato da Giulio Gerbino. L'apertura dei nuovi corsi di laurea non soltanto garantirà nuovamente il diritto allo studio, ma darà anche respiro economico alle tante famiglie agrigentine, non solo perché potranno evitare le ingenti spese della permanenza fuori sede, ma soprattutto perché ci sarà un rilancio dell'economia della città e del suo centro storico. Rilancio che avverrà proprio con la concessione di Palazzo Tomasi, che si trova a Piano Sanzo come sede dei corsi di laurea. Un passo che di fatto dovrebbe poter permettere il riutilizzo di tanti appartamenti del cuore della città come alloggi per gli studenti, nonché la nascita di tante iniziative imprenditoriali. Il gruppo folcloristico Città di Agrigento, diretto da Riccardo Cacicia, approda alla semifinale di un concorso internazionale che ha visto partecipare ben 3.950 altri gruppi folk, una competizione tra video provenienti dai 5 continenti che hanno immortalato balli, canti e musica, le tradizioni popolari di ogni angolo della terra. Da adesso in poi, in questa fase di competizione, la semifinale, si è aggiunto il voto popolare, dunque è possibile sostenere il gruppo agrigentino con un click su Facebook. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nell'ambito del concorso Canoro World Folk Vision Popular puoi votare i tuoi idoli o gli artisti preferiti anche dal tuo PC o da Facebook. All'evento partecipa anche il gruppo agrigentino Città di Agrigento. Bisogna quindi registrarsi e votare affinché la nostra formazione possa andare avanti per rappresentare al meglio il nostro territorio, trovandosi già in semifinale mondiale. Per tale occasione va menzionato anche il presidente nazionale dell'ACS del settore danza, Ranieri Manfrin, che ha selezionato i 10 gruppi italiani dei vari settori musicali, tra cui quello della città di Agrigento. Il gruppo Città di Agrigento è stato fondato da Riccardo Cacicia, da più di 45 anni di storia, e si è sempre contraddistinto per la sua professionalità, per l'eleganza nei costumi, per le danze e l'autenticità delle musiche tradizionali della nostra terra siciliana, facendo anche conoscere le tradizioni popolari sicule nei 5 continenti del mondo, e sono stati anche insigniti come ambasciatore della cultura siciliana nel mondo. Quindi l'appello a votarlo, in quanto c'è la possibilità di andare in finale.
Pesca illegale a Sant'Agata Militello, sequestrati 5 chilometri di reti irregolari. Vediamo. Si è conclusa nelle acque antistanti il porto di Sant'Agata Militello un'importante attività della locale Guardia Costiera, finalizzata al contrasto e alla repressione di condotte illecite di pesca. A seguito di una lunga attività di intelligence e monitoraggio delle operazioni portuali nel corso delle ultime settimane, in particolar modo nelle ore notturne, in cui si sono registrati alcuni movimenti sospetti nell'ambito del Sorgitore, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello, sotto la supervisione della Capitaneria di Porto di Milazzo e dell'11° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Catania, ha accertato la presenza di alcuni contenitori di grosse dimensioni adagiati su fondali di circa 7-8 metri all'esterno del molo di sopraflutto e in una zona d'ombra rispetto alla visuale della sala operativa della locale autorità marittima. A seguito dell'intervento sul posto dai sommozzatori, supportati dalle motovedette, è stato possibile appurare la presenza di 6 grosse ceste contenenti altrettanti spezzoni di reti da posta del tipo derivante, lunghi nel complesso oltre 5.000 metri. Tale attrezzatura da pesca illegale, non selettiva e bandita ormai da anni dalla Comunità Europea, era pronta per essere recuperata in maniera agevole e in tempi brevi da alcuni pescherecci in transito, grazie a un ingegnoso metodo di recupero, costituito da un solido sistema di ritenuta che collegava le singole ceste, a loro volta circuite, da grossi massi laterali per evitare che le stesse potessero capovolgersi sul lato e forate in più punti sul fianco per consentirne la fuoriuscita dell'acqua durante le operazioni di risalita e recupero a bordo. L'attività posta in essere ha consentito di evitare un danno ambientale incalcolabile all'ecosistema marino, vittima designata di un vero e proprio muro galleggiante che avrebbe determinato la cattura di specie protette come delfini, cetacei e tartarughe marine, che sovente vi rimangono intrappolate. L'attività di controllo e monitoraggio della filiera della pesca marittima continuerà senza sosta nei prossimi giorni, solo per tutelare il consumatore finale, ma anche a difesa delle oneste categorie di settore che esercitano nella legalità la propria impresa di pesca, a garanzia della conservazione e dello sfruttamento delle risorse ittiche in condizioni di piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.